È terribile, poi penso appunto adesso che settembre inizia, tutte anche le associazioni sportive che si appoggiavano e tutto, e magari poteva diventare anche un appoggio per le scuole. Paura tanta e ho avuto rumore nel tetto, pensavamo fossero partite anche le tegole, e invece per fortunatamente ha fatto il giro, no. La furia del vento e poi un vortice localizzato a Nova Erto di Ponte nelle Alpi. Ciò che ha risparmiato la tempesta Vaia sabato non ha resistito al mulinello che ha sollevato la tensostruttura del Palamares, scaraventandola a centinaia di metri più avanti. Quello che resta è desolante. Fa molto male, anche perché per noi questa struttura è fondamentale per tutta l'attività che abbiamo come polisportiva, quindi dicevo calcio e tennis, soprattutto per le scuole, quindi per i bambini. Fino all'età di 12-12 anni sono tutti che fanno attività qua dentro. Ci vorranno tempo e denaro per ripristinare i luoghi. Una prima stima dei danni valutati dall'amministrazione comunale si aggira attorno al 1.000.000 euro, la maggior parte dei quali riferiti alla struttura polifunzionale di Nuova Erto. Per fortuna non sono state toccate tante abitazioni private, si contano altri 3-4 interventi da parte dei vigili del fuoco, soprattutto di messa in sicurezza di o cornicioni, tegole, onduline che si sono staccate durante questa fortissima folata di vento. Abbiamo già fatto le verifiche del caso su tutto il territorio comunale. Per fortuna è andata bene che ha colpito solo questa zona e soprattutto il fatto che non avevamo civili o comunque popolazione nella zona ci ha aiutato molto anche nel punto di vista della sicurezza.